tarda. Bona tarda, benvinguts. Gràcies per estar aquí un dilluns més. Avui parlarem d'un tema una mica inquietant, diguem-ne, no? Que és la mort després de la mort en el món digital. Una situació que, encara que ens pugui semblar que no, canvia o pot acabar canviant d'una manera substancial la nostra pròpia en relació amb la mort, que és evidentment una de les coses que més pesen sobre la consciència col·lectiva, no? Si no ara, d'aquí poc temps, ja hi haurà a les xarxes digitals material de més persones mortes que vives. I això no és cap broma. És una cosa que segur, sapiguent com van i com funcionen les xarxes i el món digital en general, doncs tindrà conseqüències, algunes d'elles que resulten per nosaltres en aquest moment segurament inimaginables. I en tot cas, el que és segur és que afectarà d'algunes maneres la nostra relació amb la mort. Per parlar d'aquest tema hem trobat una persona que és un dels millors especialistes en aquesta qüestió en aquest moment, un tanatòleg, un antropòleg que ja abans de començar a interessar-se per la qüestió de la mort en el món digital, el seu tema era l'estudi cultural sobre la mort, que es diu David De Sisto i que la tinc al meu costat i que li agraeixo molt que hagi acceptat la nostra invitació, que és professor a les universitats de Trieste i de Turí i que ha publicat diversos llibres. En espanyol hi ha aquests dos, Un puercoespines digitales, Vivir y nunca morir online, i el més recent, Posteridades digitales, Inmortalidad, memoria y luto en la era de Internet. I ara està a punt de publicar un nou llibre que sortirà a finals d'any, I confini de l'humano, en els confins de l'humà. Per tant, això, la mort com a fet social, la mort com a memòria, la mort com a relació essencial a la vida humana, la mort biològica, tot això ara ho passem en un estadi nou, que és l'estadi digital. I què passa? Quines conseqüències té tot plegat? D'això parlarem ara i, per tant, li passo la paraula al David De Sisto. Davide, grazie tante, e la sua parola. Grazie mille per l'invito. Sono veramente molto contento di essere qui con voi a parlare di questi temi non semplicissimi, ma che toccano profondamente la vita di tutti i giorni, come vedremo. Come è stato anticipato, io sono un tanatologo, cioè mi occupo del tema della morte da un punto di vista filosofico in prevalenza. Mi occupo soprattutto di come noi affrontiamo la morte, affrontiamo il lutto, affrontiamo tutto ciò che riguarda la fine della vita. Perché mi sono specializzato su questo tema specifico? Perché noi, almeno dalla seconda metà del Novecento, siamo i primi esseri umani che viviamo in una fase storica caratterizzata da una rimozione sociale e culturale della morte molto forte. Facciamo finta di vivere come se la morte non ci fosse. È una caratteristica piuttosto nuova nella storia millenaria dell'umanità ed è stata molto studiata. Nel corso del Novecento ci sono stati autori molto importanti in ambito filosofico come Martin Heidegger, in ambito sociologico come Zygmunt Bauman, Norbert Elias, studiosi che hanno evidenziato la profonda difficoltà di rapportarci alla morte. La morte in un certo qual modo è diventato quel tabù simile una volta al sesso. Si dice che la morte ci sia una sorta di pornografia della morte perché facciamo fatica, riteniamo inopportuno parlare di morte. Questo
per molteplici ragioni molto complesse. Innanzitutto perché i progressi della scienza, della medicina e della tecnologia hanno permesso un aumento significativo della nostra durata della vita. Fino alla fine dell'Ottocento la durata media della vita delle persone si aggirava sui 30-40 anni di vita. Nel corso del Novecento abbiamo cominciato a vivere sempre di più e oggi raggiungiamo gli 85 anni di durata media della vita, probabilmente vivremo anche tra non molto fino a 100 anni. E quindi questo ci ha spinto ad allontanare sempre di più la morte dalla nostra quotidianità, allontanarla anche da noi stessi. Inoltre, questo è un altro aspetto importante, la morte è stata nel Novecento ospedalizzata, una volta fino alla fine dell'Ottocento si moriva all'interno di un contesto casalingo, nelle case, attorniati dalle persone amate. Nel corso del Novecento la morte è stata spostata in reparti degli ospedali molto specifici e quindi anche da questo punto di vista l'abbiamo allontanata dalla vita quotidiana. Le 2 guerre mondiali hanno poi cagionato un certo bisogno di non parlare più di morte, il grande dolore che è stato portato dall'Olocausto e dalle 2 guerre mondiali ci hanno spinto, una volta superandole, a non voler più affrontare il tema della morte. E a ciò si aggiunge anche, tra i vari fattori che allontanano la morte dalla nostra quotidianità, l'imporsi di una certa politica neoliberale che tende a basarsi sulla performatività. L'uomo deve essere forte, non deve tener conto della propria fragilità esistenziale, deve essere sempre meno debole. La morte ovviamente riconosce, ci riporta di fronte quella fragilità che non va bene in una società caratterizzata dal bisogno di essere sempre forti, sempre performativi. Ecco che quindi il tema della morte è diventato un tema molto importante da affrontare, perché la rimozione, l'allontanamento dalla morte dalla nostra quotidianità ha creato forti problemi. Oggi facciamo fatica ad accettare che la nostra vita termini, facciamo fatica ad accettare la morte dei nostri cari e quindi la tanatologia, che una volta si occupava, almeno nel Settecento e nell'Ottocento in particolare, di stabilire in ambito medico se le persone erano veramente morte, la tanatologia aveva un ruolo quindi prettamente medico, nel corso del Novecento è diventata una disciplina umanistica perché aiuta o cerca di aiutare le persone ad affrontare un tabù, ad affrontare le paure legate all'allontanamento della morte dalla vita di tutti i giorni. Le tecnologie digitali intercettano questo aspetto in una maniera nuova. La rivoluzione digitale sta cambiando radicalmente questa situazione. Dalla fine degli anni 90 si è cominciato a parlare di digital death o tanatologia digitale, ossia si sono create una serie di discipline umanistiche che cercano di mostrare come il digitale stia cambiando il nostro rapporto con la morte, il lutto, la memoria e il desiderio dell'immortalità. Ora, perché è fondamentale soffermarsi su questo cambiamento? Per delle ragioni molto specifiche. Noi esseri umani oggi, che ci piaccia o meno, siamo dei creatori continui di dati. Faccio un esempio e mi spiego quello che voglio dire. Ogni anno un'agenzia americana che si chiama Domo Inc. fa un report statistico chiamato Data Never Sleeps, i dati non dormono mai, in cui analizza cosa succede online ogni singolo minuto. Nel 2022 è stato pubblicato il report numero 10, nel quale troviamo dati di questo tipo. Su Google ogni minuto vengono fatte 6 milioni di ricerche. Su YouTube ogni minuto sono caricate 500 ore di video.
Su Instagram ogni minuto sono condivise 66.000 fotografie, su Facebook ogni minuto vengono condivisi 1.700.000 contenuti. Sono cifre veramente folli, delle cifre veramente indicative di quanto noi produciamo nella dimensione online. Si calcola che in un solo mese YouTube genera più contenuti di quanto ne abbiano prodotte le principali case di produzione cinematografica degli ultimi 60 anni. Eric Schmidt, il CEO di Google dal 2001 al 2011, ha affermato che ogni 2 giorni creiamo più dati di quelli generati dall'alba della civiltà fino al 2003. Questi dati sono appunto, come vi dicevo, veramente impressionanti ed evidenziano una profonda trasformazione antropologica in corso. La metamorfosi antropologica si è intensificata soprattutto a partire dal 2007, l'anno in cui si sono diffusi in tutto il mondo gli iPhone e gli smartphone. Questo perché è un dato importante? È un dato importante perché con la diffusione degli smartphone e degli iPhone abbiamo cominciato a usufruire di una connessione al web in qualsiasi luogo in cui noi ci troviamo. Abbiamo cominciato prima di questa fase, noi eravamo abituati che internet era una specie di luogo magico, un luogo in cui si entrava da una postazione fissa, che si trovava nelle nostre case, che si trovava appunto negli edifici, negli uffici e via dicendo, e una volta che uscivamo da questi edifici che ci permettevano di entrare online, vivevamo la nostra vita offline. Da quando si sono diffusi gli iPhone e gli smartphone e abbiamo la connessione Wi-Fi ovunque, ovviamente questa distinzione tra online e offline è venuta meno e la nostra vita è sempre più diciamo ibridata, si muove attraverso un'ibridazione tra online e offline. Tanto che ci sono diversi studiosi che sostengono che noi siamo dei cyborg ogni volta che guardiamo lo schermo di un computer, proprio perché la nostra vita è segnata da questo fatto che noi in ogni momento della giornata possiamo essere online. Le metafore legate a questo tipo di situazione sono moltissime. Si parla oggi di umanità post-digitale, sostenendo che la rivoluzione digitale è terminata nel momento in cui ci accorgiamo che il digitale è importante non per la sua presenza, ma per la sua assenza. Esattamente come succede con l'energia elettrica, con l'acqua potabile. Noi appunto siamo abituati a dare per scontata l'energia elettrica, quando ci manca ci rendiamo conto della sua importanza. E oggi si dice che la rivoluzione digitale è terminata nel momento in cui ci ritroviamo a non avere più a disposizione di colpo la possibilità di connetterci online. Si dice che gli spazi digitali e gli spazi fisici sono ormai assolutamente indistinguibili, per cui noi viviamo in delle città digitali globali in cui non possiamo distinguere questi spazi. Uno dei concetti più noti oggi riguardo a questo è il concetto di mondo on life. Luciano Floridi è un filosofo che ha utilizzato per primo questo termine, lo ha coniato, in cui si dice che non è più possibile distinguere una dimensione online da una offline. Queste due dimensioni sono perfettamente integrate le une nelle altre. E quindi tutto quello che noi facciamo online produce degli effetti significativi sulla nostra vita offline. Un'altra metafora che viene spesso utilizzata è quello di definire lo smartphone come una casa trasportabile. Questa metafora è stata messa in luce da una ricerca antropologica condotta dall'University College of London che si intitola The Global Smartphone. Questa ricerca analizza l'uso dello smartphone da parte degli anziani, delle persone anziane, non dalle persone giovani, di 9 comunità di 11 paesi diversi nel mondo, in Europa, in Asia e in Africa.
la maggior parte di queste persone descrive lo smartphone appunto come una casa trasportabile. Il concetto inglese è un concetto particolare, the transportal home sta a indicare il fatto che noi quando usciamo di casa, quando percorriamo una via, come abbiamo sempre fatto con il nostro smartphone, non siamo da soli fisicamente, ma portiamo le altre persone con noi attraverso lo smartphone. E questo concetto di transportal home è particolare perché l'aggettivo transportal sta a indicare anche un passaggio attraverso il portale, transportal, quindi non solo ci portiamo le altre persone con noi attraverso lo smartphone, ma anche noi ci rechiamo contemporaneamente in più luoghi online dalle altre persone. Viviamo una situazione un po' strana da un certo punto di vista, per cui noi una volta eravamo abituati che se camminavamo per una via cittadina identificavamo la nostra presenza col luogo fisico, in cui appunto il nostro luogo fisico, mentre noi camminavamo per la via. Oggi possiamo essere presenti col corpo nella via, ma essere anche presenti in tanti altri luoghi. Possiamo litigare sui social media, come spesso succede, possiamo mandare dei messaggi ai nostri cari su WhatsApp, al tempo stesso possiamo mandare altri messaggi su Messenger, possiamo lavorare, continuare a lavorare. Uno dei grandi problemi dell'epoca odierna per cui non smettiamo mai di lavorare. La posta elettronica ci permette di essere sempre operativi. Questa situazione, tra l'altro, l'abbiamo percepita, l'abbiamo vista soprattutto durante la pandemia, l'ultima pandemia. Siamo i primi esseri umani che quando siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa con i nostri corpi, non abbiamo smesso durante appunto il lockdown, la quarantena, il coprifuoco, non abbiamo comunque smesso di vagare nel mondo attraverso gli schermi. I nostri corpi congelati nelle abitazioni per non rimanere contagiati dal virus, e i nostri corpi digitali immuni a questi virus, al massimo rischiavano dei virus informatici che vagavano nel mondo e permettevano di continuare a svolgere le attività che non abbiamo potuto fare appunto col nostro corpo. Quindi questo è un altro aspetto che è fondamentale per le cose che adesso vi dirò riguardo al rapporto con la morte, il fatto che sempre più abituati a vivere un mondo che non separa l'online dall'offline, ci porta anche questo mondo a far sì che non identifichiamo più la presenza, l'essere presenti soltanto col luogo in cui si trova il corpo. È una cosa curiosa anche, una cosa nuova. Una volta era solo la fantasia, l'immaginazione che ci permetteva di essere in più posti contemporaneamente. Oggi lo facciamo appunto online. Ora, questa cosa ovviamente ha degli effetti profondi quando ha luogo la morte. Molto banalmente, lo sappiamo tutti, la nostra vita è una vita mortale, prima o poi tutti quanti siamo destinati a morire, ma in un mondo in cui online e offline sono ibridati, si fa fatica a distinguerli, la morte ne determina una separazione significativa. Noi continuiamo cioè a morire da un punto di vista biologico. Una volta che ha luogo la morte biologica, noi non ci siamo fisicamente più, ma continuiamo paradossalmente a rimanere in un certo qual modo vivi nella dimensione online. Nella dimensione online è come se la morte non avesse avuto luogo. Mi spiego meglio su questo punto. La grande differenza, ciò che differenzia la dimensione online da quella offline è che tutti quei dati che noi produciamo online li registriamo. Il processo di registrazione è il processo che in fondo distingue la durata del tempo online con la durata del tempo offline. Noi siamo abituati a un tempo che scorre, a un tempo che non si ferma, ogni attimo è seguito da un altro attimo.
la registrazione in un certo qual modo ferma il tempo nella dimensione online. Online si vive un tempo che è sempre presente, sembra che ci sia un presente che non termina mai. Questo ovviamente, quando ha luogo la morte, da un punto di vista biologico, crea non pochi problemi, ci trasforma in un certo qual modo, potremmo dire, in dei fantasmi digitali di noi stessi, sia in senso passivo che in senso attivo. I fantasmi digitali passivi, i fantasmi digitali intesi in termini passivi, di fatto indicano una specie di immortalità a senso unico. I morti, cioè, comunicano con i vivi tramite ciò che hanno prodotto nel corso della vita. Sempre successo così. È una cosa abbastanza semplice se ci pensiamo. Tutto ciò che noi produciamo nel corso della nostra vita, le cose che scriviamo, le immagini fotografiche, i nostri figli, da un certo punto di vista, sono ciò che sono i nostri lasciti, sono ciò che rimane di noi stessi una volta che siamo morti, sono il nostro modo di continuare a comunicare con i vivi quando non ci siamo più. Nel gergo tecnico, filosofico, si dice che questi fantasmi digitali passivi sono fantasmi residui. Ripetono se stessi all'infinito, ripetono sempre la stessa scena registrata. Ovviamente i fantasmi delle fotografie, delle immagini fotografiche, dei video, di tutto ciò che viene registrato sono fantasmi che ripetono sempre quella scena. Pensiamo a una fotografia, siamo immortalati in un istante che si ripete all'infinito, che ripete sempre quella scena, per cui questo fantasma che rimane di noi stessi ripete sempre quella scena in maniera muta. Pensiamo quando è stato inventato il fonografo. Quando è stato inventato il fonografo, alla fine dell'Ottocento, gli inventori, chi utilizzò per primo il fonografo, dissero che avevamo sconfitto la morte perché avevamo trattenuto la voce dei morti per la prima volta. Ma questa voce dei morti trattenuta dal fonografo era una voce che ripeteva sempre lo stesso messaggio, era sempre la stessa registrazione. Pensiamo alla segreteria telefonica, che ripete sempre la voce del morto. E quindi i fantasmi digitali passivi sono l'evoluzione sui social media di questa situazione. Noi registriamo dei dati online che ci sopravvivono, che rimangono online e che ripetono quello che siamo stati nel corso del tempo. Lo fanno però in una modalità molto invasiva. Facebook, per fare un esempio, partiamo da questo punto. Si dice che Facebook, così come gli altri social media, siano delle autobiografie culturali collettive. Cioè noi, quando siamo sui social media, tendiamo anche inconsapevolmente a produrre materiale che riguarda la nostra vita, attraverso parole scritte, immagini fotografiche, registrazioni audiovisive. Quindi creiamo dei racconti biografici della vita nostra e delle altre persone. Si calcola che un utente medio di Facebook condivida al mese circa 90 contenuti. Se tenete conto che Facebook è stato inventato il 4 febbraio 2004, che si è diffuso nel mondo tra il 2007 e il 2008, facendo un rapido calcolo, un utente medio di Facebook ha circa 15.000, se non di più, documenti che caratterizzano la sua vita su Facebook. Mai è successo nella storia dell'umanità che ci fosse qualcuno che conservasse, accumulasse con un materiale così numeroso della propria esistenza. Ora, quando moriamo, i social media da autobiografie culturali collettive diventano una specie di enciclopedie dei morti. Cito non a caso questo concetto di enciclopedie dei morti perché era il titolo di un libro in un certo qual modo visionario dello scrittore serbo Danilo Kis del 1983,
il quale immaginava una gigantesca biblioteca a Stoccolma che conservava il materiale personale di tutte le persone, anche delle persone comuni, ma tantissimo materiale. Questo scrittore aveva immaginato l'esistenza di questa biblioteca perché voleva che rimanessero anche le memorie delle persone comuni, non solo delle persone famose, e quindi aveva immaginato questa enciclopedia, lui la chiama l'enciclopedia dei morti, che dava memoria alle persone comuni. Oggi Facebook, e non solo, è una specie di enciclopedia dei morti 2.0. Solo già oggi ci sono circa 50 milioni di profili di utenti deceduti su Facebook. Uno studio della Oxford University calcola che nel 2070 ci saranno più profili di utenti deceduti che di utenti vivi. Addirittura, se ci sarà ancora Facebook, non è detto che sia così, ma se ci sarà ancora, nel 2100 potrebbero esserci tra 1 e 5 miliardi di profili di utenti deceduti. E così succede anche per gli altri. Sì. Chiedo scusa. Non ero concentrato. E così appunto succede per gli altri social media. Mettiamo, non ci ho pensato. Questo è il grafico del possibile scenario dei morti su Facebook nel 2100. Sono dati che colpiscono tantissimo. Uno studio, quali ne sono le conseguenze? Uno studio psicologico inglese del 2017 ha confrontato 15.000 reti su Facebook in cui c'è stato un lutto con 30.000 reti in cui non c'è stato nessun lutto. Sono stati monitorati 3 milioni di utenti tra il 2011 e il 2015. Il risultato è un incremento delle interazioni del 30% dove c'è stato un lutto. Questo significa che l'utilizzo del web e dei social media fa sì che le persone tendano a utilizzare questi social media per affrontare in una maniera differente l'elaborazione del lutto. Tutti questi profili social in un certo qual modo stimolano le persone a voler in qualche modo affrontare quella rimozione sociale e culturale di cui vi parlavo prima in una maniera diversa. E che cosa succede appunto con questi profili degli utenti deceduti? Prendo un esempio classico, purtroppo sono 2 miei amici che sono purtroppo morti. E quello che si vede, che succede costantemente, è che le persone si recano sui profili social dei morti e scrivono ai morti come se loro potessero leggere, cioè utilizzano i profili degli utenti deceduti come un luogo simbolico di collegamento tra l'aldilà e l'aldilà. Le persone scrivono al morto in prima persona, ovviamente il fatto che il profilo sia pubblico comporta una partecipazione degli altri utenti, quindi si viene a creare un luogo, diciamo, di memoria che modernizza da un punto di vista tecnologico delle modalità precedenti che erano invece molto più personali e molto più private. Sembra che i social in un certo qual modo abbiano riempito uno spazio rimasto vuoto nella società offline. La mediazione dello schermo disinibisce le persone e permette quindi di esprimere più liberamente il proprio lutto. Si vengono a creare situazioni di questo tipo. Per esempio su Facebook nascono gruppi del tipo figli ventenni morti in un incidente stradale, cioè un particolare lutto accomuna persone che lo hanno patito, che non si conoscono tra di loro e che si ritrovano dialogando e affrontando insieme una perdita terribile come quella di un figlio che è morto in una situazione di questo tipo.
Su TikTok si sono create con dei particolari hashtag Grief Talk e Grief Journey centinaia di migliaia di video dove persone di tutte le età, soprattutto giovani, ma non solo, utilizzano lo stile linguistico di TikTok per descrivere quello che stanno provando. Si può dire che a volte ci sono performance superficiali, si può dire che spesso emergono aspetti problematici legati al nostro modo di utilizzare i social, ma è anche vero che è la prima volta che sia un luogo in cui le persone esprimono il dolore che stanno provando e lo fanno in una maniera anche molto creativa. Su questi, appunto, su Grief, su TikTok, per esempio, capita di vedere persone che cercano di mostrare come stanno affrontando le varie fasi del lutto. E questa è una cosa molto curiosa, è molto nuova e molto interessante. Si è calcolato su YouTube che alla voce morte di un genitore ci siano circa 230.000 video in cui singole persone raccontano quello che stanno provando. Le casistiche sono tantissime e le questioni sono molteplici. Questo tipo di comportamento permette alle persone di disinibirsi, di non provare più l'imbarazzo che si provava offline, di mostrare il proprio dolore pubblicamente, ma al tempo stesso si vengono anche a creare situazioni che necessitano di una serie di riflessioni. Per esempio, capita che ci si appropri del profilo personale del morto. Vi racconto questo fatto successo in Italia. Una madre ha patito la perdita di un proprio figlio ventenne, ha scoperto le credenziali d'accesso a Facebook e ha cominciato a pubblicare su Facebook come se fosse il figlio a parlare. Quindi ha indossato i panni del proprio figlio come se lui non fosse morto, gli ha dato voce. Questo ovviamente è un aspetto scioccante per le altre persone che hanno vissuto questo lutto, ma anche per il rispetto del morto stesso. I profili social rappresentano un prolungamento digitale di ciò che appunto noi siamo e di conseguenza la madre è come se avesse indossato i panni del proprio figlio. La presenza del profilo social di un morto può generare conforto, ma può generare anche una grande sofferenza. Tutte queste tracce visive, audiovisive e scritte di chi non c'è più può dare l'impressione a chi ha patito la perdita che quella persona appunto sia ancora presente, ancora viva. L'ho detto prima, il processo di registrazione fa sì che quello che succede online dia l'idea di un presente eterno, come se non ci sia una successione temporale. Ed ecco che una persona che è molto fragile, che ha patito un lutto, può pensare che il proprio figlio, il proprio parente, il proprio marito o la propria moglie siano ancora vivi perché questi profili danno un senso di enorme vitalità. E questa cosa in un certo qual modo intercetta in maniera negativa il lato positivo del rito funebre. Si dice che i riti funebri servono per renderci consapevoli che la persona è morta. Il rito funebre rappresenta una rottura tra il mondo in cui abbiamo vissuto con la persona amata e il mondo nuovo che comincia senza quella persona. Il rito funebre ci rende consapevoli che dobbiamo fare a meno di lui. Un importante filosofo novecentesco francese come Jacques Derrida diceva che la morte dichiara ogni volta la fine di tutto il mondo possibile, proprio perché la morte porta via tutte quelle abitudini, quelle consuetudini, quei riti che ci hanno uniti a un'altra persona. È ovvio che i profili social possono intercettare male questo aspetto, perché danno l'impressione che quel mondo non sia finito.
chi si occupa di elaborazione del lutto lo ripete spesso in ambito soprattutto psicologico, che la presenza del profilo social di un morto può essere molto dannoso per chi fa fatica ad accettare la fine del mondo col proprio caro. Si aggiungono tante altre particolarità legate al nostro rapporto con i morti. Per esempio, questa è una slide legata a questa storia della mamma che ha fatto rivivere il figlio morto. Per esempio, tante persone raccontano di comunicare con i morti su WhatsApp. È molto frequente che si scriva al morto su WhatsApp, un luogo privato, non pubblico, dove non ci si aspetta che ci sia la doppia spunta blu, non ci si aspetta che il morto possa rispondere, però in un certo qual modo si utilizza quel luogo privato per mantenere il contatto simbolico. Si utilizza per esempio il profilo di WhatsApp come una specie di tomba 2.0. Una volta le persone andavano sulla tomba dei propri cari a parlare con i morti, oggi ci scrivono su WhatsApp. E questo da un certo punto di vista è un elemento che modernizza il nostro rapporto con i morti, in senso positivo e in senso negativo. Questi fantasmi digitali passivi oggi hanno parecchi luoghi online dove dove rimangono presenti e quindi ci danno una maggiore possibilità di ricordarli, ma anche una maggiore difficoltà ad accettare la loro perdita. C'è un passaggio ulteriore che rende questa cosa che vi ho raccontato molto più complicata e che riguarda i cosiddetti fantasmi digitali attivi. Schelling, un grande filosofo dell'Ottocento, dell'idealismo e romanticismo tedesco, diceva una cosa nel 1801 che evidenzia un nostro bisogno che però può portare delle conseguenze negative. Schelling diceva che noi non possiamo accontentarci di un generico perdurare dei nostri morti, ma vorremmo conservare la loro personalità nella loro interezza. Non ci accontentiamo cioè di avere soltanto i fantasmi passivi dei nostri cari, ma vorremmo che i nostri morti continuassero a dialogare con noi. Tradizionalmente si dice che i morti sono l'incarnazione della presenza di un assente. Questa è una delle più note definizioni delle persone morte. Incarnazione della presenza di un assente. Il morto, quando non c'è più, continua a essere presente attraverso quello che ha prodotto, ma continua a essere presente con noi perché vogliamo trattenerlo con noi, perché non vogliamo accettare la sua fine, non vogliamo accettare un mondo senza di lui. Ora, questo aspetto ha spinto numerosi scienziati e numerosi esperti di tecnologie a dire: perché non provare a fare in modo che i morti rispondano alle nostre esigenze, rispondano ancora al nostro bisogno di rimanere tra di noi. C'era una famosa puntata della serie televisiva Black Mirror, serie televisiva che si occupa molto distopica, che immaginava il futuro delle tecnologie presenti, che questa puntata si chiama Torna da me, Be Right Back, e racconta di una donna che ha la possibilità di usufruire di servizi tecnologici che le permettano di dialogare con il compagno morto attraverso una rielaborazione di quello che aveva scritto online, attraverso quello che aveva prodotto. Addirittura in questa puntata che è del 2011 si immagina che dei programmi scientifici rielaborino la voce del morto e che questa donna possa conversare al telefono con lui, con il compagno morto. Quando è uscita questa puntata ovviamente ci ha spaventato, abbiamo pensato alla fantascienza, alla distopia. Oggi è in parte reale questa cosa, ci sono moltissimi progetti che si muovono in questa direzione.
Uno dei più famosi è questo. Questa donna si chiama Eugenia Cuida e ha ridato vita, potremmo dire, a questo suo amico Roman Mazurenko che è morto. Lei ha rielaborato tutti i messaggi che lui aveva scritto nel corso della sua vita e ha creato un'applicazione per iPhone che si chiama Luca, che permette ai vivi di conversare con il morto. Il morto risponde attraverso la rielaborazione di quello che aveva scritto quando era vivo. Ovviamente sono rielaborazioni di espressioni personali scritte online. Per esempio, qualcuno gli chiede: esiste Dio? E lui risponde di no, solo tristezza, perché probabilmente aveva scritto, manifestato online il proprio nichilismo, il proprio ateismo, e quindi di conseguenza questa è una risposta sulla base di quello che aveva scritto. Ci sono esempi di questo tipo molteplici. Questo è un esempio della conversazione appena detta. Un altro scienziato, James Vlahos, ha creato il Deadbot, lui lo chiama così, di suo padre. Suo padre aveva un tumore, stava morendo, e lui ha cominciato a farsi raccontare la storia della sua vita. Ha creato moltissimi file, per cui se avesse voluto scrivere un libro sulla storia della sua vita, della vita di suo padre, che aveva fatto moltissime cose, era stato un personaggio molto attivo nella società, avrebbe dovuto scrivere un libro di centinaia di pagine. E allora ha rielaborato tutto questo materiale e ha creato quello che in gergo viene chiamato un chatbot, che è fondamentalmente suo padre che da morto continua a dialogare con il figlio attraverso i racconti che ha registrato nel corso della sua vita. Quindi si può dire che si è creato quello che poi viene detto un life story avatar interattivo del padre, che è una rielaborazione dei racconti biografici che lui aveva appunto raccontato e registrato. Questo James Vlahos ha creato questo progetto Hereafter AI, che dà la possibilità a tutti, non solo a lui, di continuare a dialogare con i morti attraverso le registrazioni dei propri racconti biografici. Nel corso della nostra vita registriamo il nostro materiale biografico e poi c'è un programma che lo rielabora e fa sì che chi ci sopravvive continuerà a dialogare con i nostri racconti biografici. Esperimenti di questo tipo, e mi avvio verso la fine per dare un quadro e poi ne parliamo magari nella discussione sul significato, sono moltissimi. Ad esempio, l'anno scorso Alexa ha raccontato che è possibile riprodurre oggi la voce delle persone morte, e quindi Alexa, quindi una cosa molto semplice che magari abbiamo nelle nostre case, Alexa permette di riprodurre la voce dei morti. Ci sono stati esperimenti simili di questo tipo in ogni paese del mondo. Un documentario nella Corea del Sud racconta, che si intitola I Met You, racconta di una mamma che ha incontrato in realtà virtuale la riproduzione della propria figlia di 7 anni precedentemente morta. Quindi si è creato un luogo virtuale in cui la mamma, attraverso un visore, ha visto la propria figlia riprodotta ed è entrata in dialogo con lei. Questo progetto è un progetto molto complesso e molto articolato, e non c'è il tempo che ve lo racconti nei minimi dettagli, e poi magari ve lo posso raccontare durante la discussione. Però questi esempi servono, e ce ne sono molteplici, molti altri. Questi esempi servono per evidenziare un profondo cambiamento della società odierna. Oggi le tecnologie non solo aumentano le possibilità di avere ricordi dei morti, ma addirittura potrebbero dare voce ai morti, permettere ai morti di risponderci. Come interpretare questa cosa qui? Mancano pochi minuti e tiro le fila del discorso. Da una parte la possibilità di dare la voce
ai morti con le nostre tecnologie risponde appunto, come vi dicevo, a un desiderio umano che è presente dagli albori dei tempi. Da sempre, dai tempi di Gilgamesh, l'uomo vorrebbe che i propri cari restassero con noi e continuassero a dialogare con noi. Quindi in fondo questa è una modernizzazione tecnologica di un comportamento atavico, di un comportamento dagli albori dei tempi. E potremmo anche dire che le tecnologie rendono più vivi i ricordi delle persone che non ci sono più. E quindi, per esempio, faccio un esempio, un bambino che ha perso il nonno quando era quando era un bambino, attraverso la voce riprodotta da Alexa potrebbe avere un ricordo molto più incisivo rispetto a una fotografia conservata, per esempio. Dall'altra parte è evidente che questi progetti possono far molto male sul piano dell'elaborazione del lutto. Ovviamente le persone che continuano a conversare attivamente con i fantasmi digitali dei morti potrebbero in qualche modo confondere la ripetizione, confondere la rielaborazione delle memorie con la presenza viva di chi non c'è più. E questo potrebbe impedire, soprattutto alle persone molto fragili, di rendersi conto che quelle riproduzioni non sono la persona che è morta. I problemi sono tantissimi, problemi di natura giuridica, come vengono utilizzati, di natura politica anche, come vengono utilizzati queste riproduzioni dei morti. Come vi dicevo, di natura giuridica, come vengono conservate le eredità dei morti, di natura sociale. Il tema è sterminato, il tema è ricchissimo e richiede moltissime considerazioni. Quello che io ci tengo a dire in conclusione di questo mio intervento è che questa presenza sia dei fantasmi digitali passivi sia dei fantasmi digitali attivi evidenzia come le tecnologie stiano intercettando radicalmente il rapporto tra la vita e la morte, stiano da una parte prolungando e dando una veste nuova a delle nostre tradizioni, a dei nostri riti, quindi in un certo qual modo prolungano dei comportamenti che ci sono sempre stati, ma dall'altra parte creano anche delle situazioni nuove. Ci danno la possibilità di parlare insieme agli altri in dei luoghi pubblici come i social, di quel lutto di cui facciamo fatica a parlare nella dimensione offline, dove ciascuno vive sempre più isolato e fa fatica a esprimere il proprio dolore e a sentir compreso il proprio dolore. Dall'altra parte, intercettando il bisogno di mantenere il rapporto col morto, generano delle nuove situazioni anche patologiche sul piano del lutto con cui noi dobbiamo scendere a patti. Quindi oggi è molto importante che le discipline umanistiche, la filosofia, l'antropologia, la sociologia si occupino di tanatologia digitale proprio per riuscire ad avere quelle armi necessarie, quelle armi della conoscenza che limitano i difetti e i problemi che scaturiscono dall'uso delle tecnologie in presenza della morte e che ci diano invece più strumenti per riparlare della morte in pubblico e quindi rompere il tabù di cui vi parlavo all'inizio, ma anche per magari trovare delle nuove modalità di ricordare chi non c'è più, per riuscire in qualche modo a rendere più vivida la presenza delle persone che abbiamo amate. Quindi ho superato il tempo che appunto i 45 minuti, mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che nasca un dibattito, che ci sia modo di dialogare su questo tema che può far paura, che è nuovo, ma che suscita anche molte riflessioni perché ci riguarda tutti quanti da vicino. Grazie mille. Son tantas las vías para acceder a tu reflexión, pero claro, la primera que me viene es que
En realidad hemos reinventado el cielo, pero con una diferencia muy importante, que es que el que vivía en el cielo era dueño de la situación y en cambio en esta situación actual somos nosotros los que le manipulamos y le construimos como queramos, ¿no? Y me parece muy importante la secuencia que has planteado al principio del momento en el Novecento de la ocultación de la muerte, porque era insoportable la muerte tal como la vivíamos, para reemplazarla inmediatamente por una salida que en el fondo es una negación, ¿no? No sé, esta es la primera considerazione che mi viene. Sì, innanzitutto è vero che stiamo costruendo l'aldilà da noi stessi. Questo tra l'altro è un aspetto interessante perché evidenzia anche una individualizzazione dei comportamenti, un'appropriazione individuale di riti che una volta appunto erano gestiti semplicemente dalle autorità o da chi si occupava appunto del nostro rapporto con i morti, con la morte. Quindi questo evidenzia, questa novità evidenzia già un aspetto che in fondo riguarda tutti gli aspetti della società, un processo di individualizzazione, un processo in cui l'individuo è sempre più padrone nel bene e nel male della propria vita e anche della propria morte. Per quanto riguarda la considerazione sulla negazione della morte, io penso che da una parte il modo in cui noi utilizziamo oggi le tecnologie digitali in relazione a questi fantasmi digitali attivi e passivi appunto evidenzia le conseguenze di questo processo di rimozione di questo tabù. È come se senza volerlo le tecnologie abbiano riempito uno spazio che era vuoto, con tutti i pro e i contro che questo deriva. Ma dall'altra, e questo secondo me è interessante, oltre a prolungare in alcuni aspetti la negazione della morte, perché cerchiamo di far vivere, di mantenere vivi i morti, perché creiamo queste novità anche un po' assurde, anche un po' distopiche, dall'altra parte però manifestiamo anche il bisogno di parlarne. Io questo è un aspetto su cui che noto molto online, il fatto che le persone utilizzino i profili social per parlare ai morti è soprattutto un modo per parlare con i vivi e quindi per riempire quello spazio vuoto di cui facevo accenno prima, cioè alla fine i social diventano una scusa per riconoscere il tabù della morte, per cercare di rompere questo tabù attraverso la mediazione degli schermi, perché poi, questo va anche detto, lo schermo disinibisce, il fatto che noi non siamo presenti fisicamente mette le persone in una situazione di maggiore facilità a comunicare. Questo è un bene e un male, ne parliamo spessissimo sui quotidiani, lo vediamo generalmente, di come la mediazione degli schermi in qualche modo rendano meno presenti i corpi e generino maggiormente una maggiore disinibizione in senso positivo e negativo. Però certamente questi schermi fanno sì che quasi inconsciamente noi riconosciamo il loro potere nel darci spazi per parlare di quella morte di cui non riusciamo a parlare quando ci troviamo uno accanto all'altro. Quindi secondo me ci sono i due aspetti. Una maggiore presenza della negazione della morte, perché appunto vogliamo che i morti siano insieme a noi e che continuino a parlarci, ma anche la manifestazione di un bisogno, ecco, il desiderio di parlare di quello di cui non riusciamo a parlare faccia a faccia. Sí, pero lo que a mí me parece importante,
Lo que a mí me parece importante es que cuando la tecnología se interpone en las relaciones con la vida y la muerte, está modificando esencialmente la condición humana. Y me parece que es una cuestión muy importante. La segunda, que es en esta relación con el muerto, lo que hacemos es la relación con alguien que no tiene forzosamente por qué ser el muerto, porque lo vamos mutando y lo vamos cambiando permanentemente, ¿no? Y acaba siendo una prolongación de nosotros, de un nosotros difícil de definir, ¿no? Y la tercera cuestión es todo eso acumula una cantidad de riesgos extraordinarios porque en nombre del muerto se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Certamente, anzi, tanto mi è più comodo. Sì, c'è da dire una cosa a cui rifletto, mi capita di riflettere spesso, proprio su questo aspetto dei vivi che fanno un uso proprio dei morti, i vivi che in un certo qual modo mettono ai morti le parole che vogliono, utilizzano le tecnologie per avere in fondo un fantoccio del morto, una specie di riproduzione imperfetta del morto. È un aspetto questo che in fondo ha sempre caratterizzato il nostro rapporto con i morti, nel senso che il morto purtroppo nel momento in cui non ha più voce in capitolo non ha più modo di controllare quello che viene detto di lui quando non c'è più. Capita, è sempre capitato nella storia dell'umanità che restino dei morti racconti dei vivi che non necessariamente sono racconti veri, sono racconti che si basano sul modo in cui i vivi vogliono che venga ricordato il morto, si omettono aspetti imbarazzanti o negativi, se ne sottolineano altri. Quindi diciamo che le tecnologie intercettano molto in fondo un aspetto che c'è sempre stato, quello che il morto non ha più voce in capitolo. E tra l'altro da appassionato diciamo di letteratura, di e anche e soprattutto, questo lo sottolineo, di ermeneutica, una cosa che a me incuriosisce è che di fatto nel momento in cui il morto diventa questa riproduzione automatica attraverso dei processi tecnologici, diventa qualche cosa di diverso. Mi spiego meglio attraverso un film, che questa è una scena questa scena di un film secondo me è molto intelligente e molto indicativa di questo. Questo film si chiama Marjorie Prime, è un film che almeno in Italia non è arrivato e c'è solo la versione inglese, in cui si immagina che le persone molto anziane possano avere in casa l'ologramma di un proprio caro defunto che dovrebbe aiutarle a esercitare la memoria, aiutarle contro le malattie dell'Alzheimer per esempio o della demenza senile. E questo ologramma del morto, per assomigliare al morto, viene educato, gli viene raccontato quello che è stato nel corso della sua vita. La cosa che è curiosa e che per cui ritengo intelligente questo film è che all'ologramma del morto non gli viene raccontato che nel corso della sua vita ha avuto un figlio adolescente che si è suicidato. E di conseguenza la miglior tecnologia al mondo possibile nella riproduzione veritiera di un morto non può riprodurre i sentimenti che ha provato la persona che ha patito un simile dolore. Quindi l'ologramma del morto, che dovrebbe imitare il morto, essere come il morto, è qualcosa di diverso, perché di fatto è privo di un'esperienza che ha vissuto la persona che l'ha preceduto. E quindi la cosa curiosa è che in questo sforzo che noi vivi manifestiamo nel voler far sì che il morto non sia morto, in fondo produciamo una persona diversa, perché questa riproduzione del morto assomiglierà a colui che sostituisce, ma non sarà mai come lui, gli manca l'inconscio, gli mancano le esperienze vissute, quindi diventa qualche cos'altro.
E questo da un certo punto di vista è un po' un cerchio che si chiude, nel senso che evidenzia un bisogno dell'umano, ma evidenzia anche un fallimento dell'umano, perché l'umano non potrà mai veramente tenere in vita una persona che non c'è più e avrà sempre e soltanto un insieme di ricordi, una qualche cosa di verosimile, ma che non rispecchia pienamente la persona che non c'è stata più. Concludo perché non voglio sottolineare gli aspetti negativi, che un altro aspetto dell'utilizzo, un aspetto molto negativo, molto rischioso dell'utilizzo da parte dei vivi del morto, delle memorie del morto, è che si può sicuramente far fare al morto delle cose che hanno delle incidenze negative sul piano etico e sul piano politico, e quindi alla fine non si ha un controllo totale di quello che è stato prodotto, e questo certamente richiede delle leggi, richiede dell'etica, richiede sicuramente un controllo nei confronti di una novità che può anche essere dannosa non solo per la persona che soffre il lutto, ma per la società intera. Qui s'incorpora? Tinc dues paraules, una aquí i una allà. De moment, tres. El micro, sisplau. Una, dues i tres. Una, dues i tres. De moment. Gràcies, bona tarda. Felicitacions per l'exposició. He après coses que no sabia. Per exemple, tota aquesta manipulació digital dels morts digitals. Però jo m'atreviria a dir, és una pregunta, que potser això és una proporció mínima de tots els morts digitals que hi ha de veritat. És a dir, la majoria de gent passa a l'oblit. Hi ha una frase que no sé de qui és o algú, i més gent l'ha repetit, que diu que un mort no ho és fins que es perd la memòria d'ell. Llavors, a partir que es perd la memòria d'ell, dels seus familiars, descendents, llavors és mort. La gent important, escriptors, filòsofs, artistes, en aquest sentit no moririen perquè sempre tenim memòria d'ells. Llavors, bé, a mi ja no em sorprèn res i tendeixo a veure paral·lelismes entre això que és molt innovador i coses anteriors. Per exemple, l'espiritisme, a finals del segle XIX. Vull dir, també era una intenció de comunicar amb el mort. Es feia per altres mitjans. Però també ho feien una minoria de gent. No tothom anava pel món fent espiritisme. Ni tothom té mares que li manipula el seu perfil a Facebook. A Facebook la majoria de gent que mora. Jo tinc algun amic que a Facebook em recorda tal dia, tal persona és el seu aniversari. Prou. Ningú el felicita perquè sap que està mort i aquella persona ha passat a l'oblit o d'això. I acabo dient, jo crec que més que un desig d'immortalitat, que per altra part jo crec que no existeix, o Borges mateix deia que no és desitjable, el que hi ha és un desig de posteritat. Per exemple, hi ha artistes que fan la seva obra i ja organitzen els seus papers i les seves coses pensant que allò ha de passar a la posteritat. Aquesta mania de la posteritat, vull dir, potser és el que estan a la base d'aquestes manipulacions que jo penso que són minoritàries. I després ja, per acabar, veiem què vostè opina sobre la immortalitat, però la de veritat. És a dir, vull dir, la dels transhumanistes, la immortalitat de l'ànima, això els creients, doncs, ja els està bé. Però hi ha hagut metges, transhumanistes, que han dit la mort és una malaltia més. I com a tal, un dia la curarem i tots serem immortals. Quina meravella. Què opina? Rispondo. Sì, certo.
molte considerazioni interessanti e importanti. Innanzitutto è vero che tutto questo fenomeno che ho raccontato intercetta da una parte il bisogno umano di essere ricordato. Noi è forse una delle maggiori anche ossessioni dell'umanità, quella di non scomparire completamente dalla terra, tanto che spesso si dice che la parola dimenticare, l'oblio e l'oblio siano due termini negativi. Si dà un valore positivo al ricordo e uno negativo all'oblio. In realtà anche questo spesso ci porta a interrogarci invece anche della positività dell'essere dimenticati, dell'oblio, del fatto che dopo la nostra morte c'è spazio per altri. È giusto che in fondo noi abbiamo fatto la nostra vita e non è neanche necessario che noi continuiamo a rimanere. Io spesso dico questa cosa, che mi piace dirla questa cosa, perché la credo molto, che io mi considero una specie di parentesi che si apre con una data di nascita e che si chiude con una data di morte, e una volta che è chiusa la parentesi non è così importante che io sia ancora presente nel mondo. Poi mi contraddico perché scrivo libri e quindi però di fatto. E questo è un punto, però certamente i social e la dimensione online enfatizzano questo bisogno ossessivo del ricordo. Per quanto riguarda l'altro aspetto della credenza nell'immortalità dell'anima, giusto, certamente lo spiritismo era un elemento che si collega. Secondo me questi esperimenti hanno un collegamento con lo spiritismo, comunque anche negli aspetti forse un po' più buffi, però hanno quel collegamento. Per quanto riguarda l'immortalità dell'anima, ovviamente per chi è credente questo tipo di sopravvivenza ha un significato sicuramente minore. Io credo che queste forme di immortalità digitale intercettano più che altro la sofferenza e il bisogno da parte dei vivi di sentire ancora una traccia del proprio caro. Non credo che questo tipo di immortalità digitale poi tocchi più di tanto le credenze tradizionali. L'immortalità digitale intercetta infatti persone sia credenti che non credenti, quindi secondo me sono più esperimenti che toccano corde emotive, le persone che hanno bisogno di sentire ancora una volta il proprio caro, le persone che hanno bisogno di parlare ancora una volta con lui. Poi sto parlando troppo, faccio ancora questo piccolo esempio. La mamma sudcoreana che ha incontrato la figlia in realtà virtuale, dopo che lo ha fatto ha detto che per lei è stato come un piccolo sogno, cioè era consapevole che non stava incontrando sua figlia, che non stava parlando con sua figlia, ma è come se avesse realizzato il sogno di parlare con lei, l'ha vissuto come una piccola parentesi. Ecco, secondo me quello è in fondo il significato maggiore di questi esperimenti, un piccolo sogno all'interno di una consapevolezza chiara che la persona con cui stai parlando non è la persona vera, ma è l'immagine virtuale di un sogno. Hola, muchas gracias. En primer lugar, sí, pasa. Vale, 1, 2 y 3, ya. No. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia, absolutamente interesante, ¿no? Entonces, yo me planteaba mientras le iba escuchando de que hemos pasado de los rituales del proceso de luto del individual al colectivo. Hemos pasado del álbum de fotos de familiar a lo que es la memoria digital.
eso no es, creo yo que no es nada más que el producto de la era actual en la que estamos. Y bueno, ahí no le veo, dijéramos, mayor problema, más que ya llevamos una vida no tan individual, sino más colectiva, que compartimos, pues también el proceso del luto y el proceso de la pérdida también se hace. Me preocupa mucho más pues los ejemplos que ponías, ¿no?, como de todo este proceso de poder hablar con esas personas que ya no están con nosotros, sobre todo cuando se hayan producido esas pérdidas de manera subtada, o sea, pérdidas sobrevenidas o de un hijo o en un accidente de tráfico, o sea, de aquellas no esperadas en las que obviamente el proceso de duelo es mucho más complicado. Si además le añades, ¿no?, todos estos procesos digitales de permanentemente recuerdo, me imagino que psicológicamente el trauma es mucho más complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando ponías el ejemplo de la madre, ¿no?, de que se reencuentra con su niña, yo ahí el peligro que veo es que una de dos: o tienes la mente muy, muy, muy bien organizada y eres capaz de darte cuenta que ha sido un Kit Kat de verte a tu hija, o esa necesidad la tendrás más constantemente de quererte ver con tu hija, ¿no? O sea, le veo un gran peligro a ese proceso de futuro. Pero lo que te quería plantear es qué opinión tiene en cuanto a todos estos procesos que se están dando en el ámbito digital de pacientes, sobre todo de gente joven, en procesos de enfermedades terminales que acaban en un proceso de muerte. Cada vez en redes te vas encontrando más esos procesos en los cuales yo supongo que se hace porque la propia persona enferma a lo mejor tiene una necesidad de ir explicándonos cómo va su pérdida, porque se está dando cada vez más, o en procesos de enfermedades muy raras en la que te lo explican. No sé, ¿cómo lo ves? Y desde el usuario, que somos usuarios de estos procesos, ¿qué vínculo nos establecemos? Gracias. Sì, è un tema molto importante. Si parla di cancer blogger, il tema e il concetto di solito associato a questo fenomeno. È un tema molto importante perché evidenzia un'altra mancanza, un altro bisogno. Solitamente una persona che ha una grave malattia, un tumore, un cancro, viene identificata quasi come con quella malattia. Mi spiego. Quando affronti una situazione così drammatica come appunto un tumore, hai anche la difficoltà di relazionarti con le altre persone, perché le altre persone sono imbarazzate, non sanno cosa dire. Viviamo in delle società, la maggior parte di quelle occidentali, in cui la stessa parola tumore e cancro fa paura a pronunciarla, non le vogliamo pronunciare, e le persone che affrontano per esempio la chemioterapia vengono guardate con difficoltà, con imbarazzo per i segni per esempio della chemioterapia. E certamente l'aumento di persone che si espone nella dimensione online, mostra i segni del tumore così come i segni della malattia e rappresentano un modo per dare una visibilità, una normalità alla propria condizione, far uscire da questo isolamento in cui ci si ritrova. Negli ultimi anni sono usciti molti libri molto belli su questo tema. C'è un libro per esempio di una scrittrice americana che si chiama Anne Boyer, il libro si intitola Non morire, in italiano adesso non mi ricordo il titolo in inglese, in che racconta che quando appunto lei ha avuto un tumore, i suoi amici sono cominciati a scomparire perché non sapevano cosa dire, raccontava anche gli amanti sparivano, le altre persone la guardavano sempre con commiserazione, con compassione, e i social in un certo qual modo danno una visibilità che permette in qualche modo di mostrare questi segni, di far vedere che le persone malate dicono è come
se volessero dire ci siamo anche noi, che possiamo parlarne. Questo secondo me è un aspetto positivo, perché ci permette, ci costringe a guardare quello che non vogliamo vedere. Certamente occorre anche da questo punto di vista fare attenzione, cioè vedere come relazionarci, evitare. I social sono luoghi a volte anche pericolosi, ci sono gli haters, le persone che manifestano comportamenti appunto negativi, e quindi bisogna ovviamente far sì che la persona che parla di sé, della propria malattia, non abbia poi da affrontare ulteriori difficoltà. Detto questo, penso a dei casi specifici, soprattutto su TikTok i ragazzi molto giovani parlano delle proprie malattie, e questo e loro evidenziano che la presenza degli altri che appunto tramite gli schermi offrono conforto, manifestano vicinanza, questa cosa dà calore alla loro vita, in qualche modo li toglie dall'isolamento che che sentono. Aggiungo, e questa è un'altra cosa interessante, che capita spesso che dopo la morte di queste persone malate vadano al funerale per molteplici persone che non le conoscevano, ma con cui sono entrate in contatto soltanto online, e questo a dimostrazione che in fondo un certo tipo di comunità si è venuta a creare, quindi qualche cosa di buono si è generato e non c'è soltanto una conversazione effimera o degli aspetti effimeri. Quindi anche questo è un tema che va affrontato e che va visto, e che offre delle opportunità, e forse anche ci evidenzia quanto noi siamo impreparati generalmente a parlare di malattia e a mettere la persona malata in una condizione di viverla senza anche sentirsi il peso addosso dell'isolamento e delle difficoltà mostrate dagli altri. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es que quizá la pregunta se aparta un poco de lo que nos ha explicado, pero lo ha citado de pasada. Los generadores ahora de contenidos, que se llaman los jóvenes, que hacen millones de contenidos y tienen millones de seguidores, y muchos de ellos son menores de edad, los datos que ellos proporcionan, ¿quién son los propietarios de estos datos? Y, por ejemplo, en los adultos ya se recomienda hacer también un testamento digital, es decir de tus datos que tienes en Internet, qué se puede hacer por ellos, y dar las claves de tus redes sociales. Muchos jóvenes tienen cantidad de seguidores, millones de seguidores, y son menores de edad. Yo no sé si de algún aspecto nos podría indicar qué problemas jurídicos generarán todo este tipo de problemas. Il tema dell'eredità digitale è uno dei temi forse più difficili oggi da affrontare, perché tra l'altro non ci sono leggi ancora che permettono di rendere chiari i nostri comportamenti. E quindi ognuno si arrangia, ognuno fa come meglio crede, e si creano situazioni diverse veramente molto complesse, molto difficili. Faccio degli esempi. Capita spesso che ci siano battaglie giudiziarie tra parenti di una persona morta che vorrebbero che il profilo del proprio caro venisse chiuso, con altri che lo vorrebbero tenere aperto. Il morto, che non ha dato indicazioni quando era in vita di che cosa fare, mette questi parenti, che magari non hanno magari dei buoni rapporti tra di loro, a creare delle battaglie giudiziarie, oppure dei casi che spesso succedono, come lei ha sottolineato, muoiono dei ragazzi adolescenti e i genitori sanno che la maggior parte dei contenuti dei loro ricordi sono nell'iPhone o nello smartphone, ma non hanno modo di accedere a quei contenuti, perché c'è una protezione della privacy che impedisce a loro di accedere. C'è
un caso qualche anno fa di un padre, in particolare in Italia ma era stato un caso internazionale di un padre che aveva portato sui giornali la sua battaglia contro la Apple per accedere ai contenuti presenti nello smartphone del proprio figlio. Cosa fare? Le questioni sono secondo me molteplici. Innanzitutto bisogna essere consapevoli che tutto quello che noi produciamo ha degli effetti sugli altri quando non ci siamo più. A partire da questa consapevolezza, la cosa secondo me più intelligente da fare sarebbe mettersi insieme al tavolo con le proprie persone amate e in qualche modo trovare un accordo, chiedersi che cosa vorreste che io lasci, quindi decidere per esempio di conservare le proprie password e di fare in modo che queste password vengano date alle persone care, se si ritiene che questo sia importante. Se invece nel contesto familiare si ritiene che non sia così importante, si può anche decidere che tutto venga eliminato. Ad esempio Facebook dà la possibilità di scegliere un contatto erede che potrebbe gestire poi i contenuti pubblici, può dare la possibilità di decidere in anticipo che venga cancellato completamente il profilo. Gli altri social media danno anche questa possibilità, un certificato di morte permette per esempio di chiudere i profili. Però appunto non parliamo della posta elettronica perché sembrano cose magari meno importanti sul piano emotivo, però la posta elettronica contiene un quantitativo di informazioni che possono essere molto utili e per esempio Gmail dà la possibilità di scegliere più eredi, bisognerebbe sceglierli, ovviamente bisogna sceglierli in anticipo e poi questi eredi ricevono le password per la gestione dei contenuti. Si può anche decidere che quella casella di posta elettronica venga eliminata. Il punto è che ognuno di noi, come per il testamento biologico, dovrebbe pensare a un testamento digitale, cioè stabilire insieme una modalità per la conservazione di alcuni ricordi, perché se non lo si fa, tutto questo materiale rimane presente, magari inaccessibile, soprattutto i contenuti dei computer, degli iPhone, degli smartphone, e si generano situazioni anche molto dolorose. C'è un problema in più perché i problemi sono tanti. Ad esempio qualche anno fa, forse anche meno, qualche mese fa, un tribunale di Milano in Italia ha permesso alla vedova appunto del marito morto di accedere ai contenuti del suo iPhone dopo che appunto ne aveva fatto richiesta, perché il giudice ha stabilito che l'iPhone rappresenta la giusta eredità per appunto la donna che ha perso il proprio marito. Ci si dimentica però che un iPhone contiene anche messaggi privati che riguardano altre persone. Facciamo un paio di esempi magari un po' estremi ma che danno l'idea. Il marito aveva un amante e condivideva su WhatsApp con l'amante dei messaggi o delle immagini compromettenti. La vedova accede a questo materiale, può farne per vendetta quello che vuole. Oppure un amico confessava al morto che odiava i propri datori di lavoro o dice cose molto delicate sul piano lavorativo. Le confessava al suo amico perché sapeva che era un amico di cui fidarsi. Una persona che eredita quei contenuti potrebbe accedere appunto a queste informazioni e farne un uso negativo. Quindi anche sul dare le credenziali d'accesso dei materiali privati ci possono essere delle conseguenze che riguardano anche altre persone. Quindi il tema è veramente difficile da gestire. Diciamo che per chiudere questa risposta la cosa più importante sarebbe pensarci prima e provare insieme ai propri cari a creare almeno qualche scelta che limiti la sofferenza e il dolore di chi resta. Faccio una domanda in italiano visto che lo parlo. Dunque mi scuso per il ritardo. Comunque
visto che ho letto i tuoi libri, posso fare una domanda che avevo già un po' preparata oggi. E dunque la morte digitale, tutti gli esempi che hai fatto tu adesso, non toglie il fatto che il problema della morte digitale comunque è dentro queste reti sociali, cioè è dentro cosa io preferirei direttamente chiamare il capitalismo, perché in fin dei conti si trova lì dentro, e dunque alla fine anche questa morte digitale, con tutti gli aspetti e tutte le cose che tu parli nei tuoi libri, che sono tutte più che interessanti, però il problema per me continua a essere il capitalismo, cioè, o perlomeno il funzionamento che c'è, che noi lasciamo che in qualche forma questo sistema, perché anche adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, dovremmo in realtà parlare di capitalismo, secondo me, perché in realtà è quello, cioè l'idea è quella, cioè cosa la fa funzionare è quella. Allora questa morte digitale in realtà cosa fa? E questa sarebbe più o meno la domanda diciamo, fa funzionare ancora il capitalismo, fa ancora funzionare il meccanismo che lascia che queste reti sociali continuino a funzionare. È un commento più che una domanda, ma magari posso... In concreto, la politica qui dov'è esattamente su questo? Certamente... Allora, io generalmente, appunto, nelle cose che ho scritto non ho toccato volutamente questo tema, perché mi interessava soffermarmi di più sulle relazioni tra le persone, quindi sugli aspetti, diciamo, emotivi o sugli aspetti culturali. Ciò non toglie che quello che hai sottolineato è il problema alla base fondamentale e che forse oggi ci rende ancora molto impreparati. Io all'inizio di questa conferenza, ma come spesso mi capita di sottolineare, mi piace evidenziare il fatto che oggi noi siamo, come esseri umani, soprattutto dei produttori di dati. Noi passiamo la nostra giornata a produrre dati e ne produciamo tantissimi, e senza rendercene conto di che cosa voglia dire produrre questi dati, che sono dati che ci profilano, sono dati che appunto hanno una loro funzione anche proprio per l'arricchimento di coloro che ne fanno uso. Quello che manca nella creazione di questi dati, che manca poi nel processo della morte digitale, di tutto quello che succede dopo, è una regolamentazione etica. Forse manca una riflessione etica a monte su come limitare in fondo il controllo di pochi nei confronti dei luoghi in cui noi produciamo questi dati, che è un tema tra l'altro enorme, che sembra anche molto difficile in un certo qual modo da superare, perché oggi si parla moltissimo, e trovo che sia un tema affascinante, di balcanizzazione di Internet. Si dice che Internet ha creato un mondo globale, in parte ha rotto, è vero, delle frontiere, ci permette di comunicare col resto del mondo, siamo tutti in contatto. Però ci sono adesso tante realtà, alcune molto problematiche a livello politico, pensiamo alla Corea del Nord, per esempio, che cercano di ricreare delle barriere online in modo tale da avere un controllo su quello che viene fatto. È una forma, diciamo, di limitazione della globalità e del capitalismo di queste reti da parte o di realtà politiche che vanno nella direzione opposta o di realtà politiche che colgono il problema. La difficoltà nel capire se questi confini possano essere utili, che permettano in qualche modo di regolare questi contenuti, sta nel fatto che sono ancora fenomeni molto, molto nuovi, cioè è molto difficile oggi riuscire a creare una situazione in cui questa gestione dei dati sia una gestione etica, cioè viviamo ancora una fase in cui o ci togliamo completamente dal mondo online, e mi sembra una soluzione comunque inefficace, perché noi ci muoviamo sempre di più in un mondo in cui in fondo la dimensione online, come dicevo, fa parte, incide sulla nostra vita, lo abbiamo visto durante la pandemia. E dall'altra parte il fatto di stare online in maniera diversa da come ci stiamo oggi, quindi avere un maggiore controllo rispetto a chi
gestisce i social media, per esempio, a chi gestisce questi dati, è ancora complesso, cioè è difficile riuscire ancora a trovare un'alternativa forte. Cioè, è come se siamo mossi fondamentalmente nell'alto, stiamo navigando ancora in una situazione in cui non abbiamo bene chiaro come poter gestire in modo etico questi dati che produciamo e gli effetti post mortem di questi dati. Secondo me potrebbe darsi che tra qualche decennio abbiamo le idee più chiare. Adesso è ancora un problema su cui occorre riflettere, su cui occorre ragionare e creare delle riflessioni di natura etica, ma ci muoviamo ancora trascinati dalle onde. Molt bé, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies tant. Sí, Grazie a voi.